Un vaporetto trasformato in ambulatorio vaccinale anti-Covid, eccolo, è quello che da Pasquetta traccherà dalle 9:30 del mattino a Sant'Erasmo per gli anziani del posto e delle Vignole a Venezia. Lunedì di Pasquetta un battello organizzato come fosse un ambulatorio attraccherà a Sant'Erasmo e lì vaccinerà gli anziani over 80 dell'isola. Un'isola straordinaria però anche distante rispetto ai punti vaccinali principali, quindi è un servizio ulteriore che facciamo. La vaccinazione va obbligatoriamente prenotata attraverso il portale della Regione del Veneto. È prevista la somministrazione del solo vaccino AstraZeneca. È importante arrivare a fare quanti più vaccini possibile il prima possibile, sia per ripartire ma anche per mettere in sicurezza le persone, spesso gli anziani e le persone fragili. Da questo punto di vista stiamo lavorando moltissimo anche per portare il vaccino nei posti più distanti, penso a Pellestrina, penso a Burano, dove abbiamo fatto una campagna vaccinale importante la scorsa settimana. La giornata di Pasquetta di fatto apre una settimana molto importante per l'attività vaccinale nel territorio veneziano della URSS 3 Serenissima, durante la quale è programmata anche l'apertura del più grande hub regionale al Palaacque del prossimo 7 aprile. Mercoledì aprirà il grande punto vaccinale del Pala Expo che consentirà di fare un salto di scala e raggiungere moltissime persone con un'organizzazione molto più solida, e settimana prossima anche i medici di base inizieranno le vaccinazioni organizzandosi in più punti.